Buongiorno, benvenuti. Oggi sono qui per portare il saluto del direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, che purtroppo per impegni istituzionali pregressi non è riuscito ad essere presente, ma ci teneva che un rappresentante dell'università fosse oggi qui per inaugurare questi lavori, per augurare che questo incontro di oggi potesse portare, come sicuramente porterà, dei nuovi risultati nel campo della ricerca. E devo dire che è una grande soddisfazione per l'università essere coinvolta in queste manifestazioni, perché solo così possiamo promuovere la cultura di un territorio purtroppo martoriato, che ogni giorno deve vivere problemi di natura economica, i nostri ragazzi che non riescono a trovare sbocchi professionali a loro utili. E dunque ben venga questa porta girevole tra il mondo universitario e le associazioni culturali che ogni giorno lavorano sul nostro territorio. Perché è vero, l'avvocato Giorgiani diceva che parecchi pensano che con la cultura non si possa mangiare, ma in realtà noi viviamo in una terra ricchissima di storia. E se noi rivalutassimo tutti gli spunti che sotto il profilo dell'archeologia, a partire dall'archeologia, i monumenti, tutto il patrimonio culturale e artistico che noi abbiamo in Sicilia, se noi lo rivalutassimo, tutto questo patrimonio potrebbe divenire un importante volano sotto il profilo economico. Immaginiamo anche solo quest'area, non dico tutta la Sicilia. Oggi il convegno si tiene qui, si tiene al Parco Ialari, che è affacciato su questa meravigliosa cornice della costa settentrionale, e pensiamo un attimino solo alla storia di quest'area, questa costa settentrionale della Sicilia, che è contestualizzata in un continuum storico che almeno parte dall'età del bronzo e che ha avuto una storia intensissima. Pensiamo, non voglio partire da troppo lontano, dal momento in cui i greci arrivarono qui su questa costa, gli Zanclei fondarono Myulai, perché capirono l'importanza di questa costa settentrionale, che era un anello fondamentale per il controllo dei traffici con l'area occidentale del Mediterraneo, con l'area del mare Tirrenico, e l'importanza la scoprì già Ippocrate, la scoprì Gelone. Pensiamo le sue battaglie condotte contro i cartaginesi proprio per liberare gli empori che c'erano sulla costa settentrionale, che erano indispensabili, necessari per il controllo dei ricchi traffici con Focei, con Etruschi. Ancora Roma non esisteva. E poi questa costa settentrionale, che continuò ad essere un focus, un'area privilegiata anche per Siracusa. Pensiamo a Ierone II, che qui venne a combattere contro i Mamertini, quindi Gelone prima contro i cartaginesi, Ierone poi contro i Mamertini, la famosa battaglia del Longano, anche se insomma la collocazione esatta della battaglia ancora è incerta, però questa fu l'area. Come fu anche questa come fu anche questo il teatro dello scontro della prima guerra punica tra Caio Duilio, Amilcare e Barca. Pensiamo anche ad Ottavio, che combatté contro Sesto Pompeo, sempre qui, sempre in quest'area, perché questa, ripeto, era un'area, uno snodo fondamentale anche per le città della costa orientale della Sicilia, per poi arrivare in età moderna, ma quello ci penserete voi, relatori, e con i vostri studi che ho visto, le vostre relazioni sono ricchissime, ed è molto importante che oggi siano qui presenti studiosi che però sono in qualche modo incardinati, sono espressione di associazioni culturali di grande importanza per la Sicilia e di grande rilievo, che possono aiutare
a farci riscoprire l'identità, la nostra identità, essere orgogliosi della nostra identità e solo così portare ai nostri giovani, che vedo qui oggi numerosi, del liceo medi, perché soprattutto devono essere i giovani il nostro futuro e noi dobbiamo consegnare a questi ragazzi la passione e ricordarci che i nostri giovani, i nostri figli, i nostri ragazzi che ogni giorno formiamo, non dobbiamo percepirli come otri da riempire, come sacchi da riempire, ma come fiaccole da accendere. E solo se riusciremo in questa nostra funzione strategica di accendere il fuoco che c'è in loro, il fuoco della passione nella nostra terra, forse la nostra terra finalmente potrà trovare un giusto riscatto e riproporsi in un panorama internazionale e ritrovare quella giusta collocazione che merita. Io vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro, chiedo scusa ma tra poco io dovrò andare via perché anche oggi pomeriggio sarò impegnata in dei lavori in un'altra sede a Reggio Calabria, perché è giusto che tra le due città, se non c'è un ponte fisico, ci deve essere un ponte culturale. Quindi vi ringrazio ancora per l'invito, il professore Bolognari vi augura un in bocca al lupo e vi ringrazio, grazie.